Bentornati alla nostra maratona elettorale, tutti i dati, tutte le informazioni, tutti i risultati dal Bassanese e non solo per questa tornata elettorale. Continuano ad arrivare dati ufficiosi in questo momento e dati ufficiosi sono le due parole da tenere presenti. Sarebbe un testa a testa Campagnolo-Pavan su Bassano con Finco staccato, ma ripetiamo mancano ancora molti comuni. Non vediamo i dati perché in questo momento è davvero poco incisivo. Vi presentiamo invece il nostro ospite, Morena Martini. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Vice sindaco di Rossano Veneto, ma soprattutto candidata alle europee. Prima di far vedere com'è andata, le chiediamo com'è andata. Allora, personalmente 12.445 preferenze, direi che è andata bene. Se il mio partito avesse avuto delle percentuali diverse, magari si sarebbe potuta veramente aprire, no, la porta per Bruxelles, però ricordo a tutti che accettai di correre per le europee ben cosciente del fatto che ci sarebbero state poche possibilità, ma per testimoniare appunto quanto il partito chiedeva. Io personalmente sono molto soddisfatta, speravo di raggiungere le 8.000 preferenze e già sarebbe stato un grandissimo risultato. Invece 8.000 e oltre sono state le preferenze che ho raggiunto e che ho avuto nella sola provincia di Vicenza. E poi si sono sommate altre preferenze che sono arrivate da altre regioni ma anche dalle province limitrofe, quindi che cosa posso dire di più se non grazie. Grazie a tutti voi che mi avete votata, che siete andati a votare prima di tutto e poi che avete scelto di scrivere il mio nome perché è tanta roba. Allora noi ringraziamo Morena Martini per questo ringraziamento che ha passato ai suoi elettori e andiamo immediatamente in municipio a Bassano dove Monica Smider ha intercettato il primo dei candidati sindaci che abbiamo qui oggi. Roberto Campagnolo scuote la testa, sorride, non riusciamo a capire che cosa stia dicendo, quindi lo chiediamo a Monica. Sì, è arrivato da pochissimi minuti Roberto Campagnolo, candidato sindaco a Bassano per il centro-sinistra. In realtà insomma c'è grande tensione, quindi non voleva rilasciare questa intervista, ma l'abbiamo un po' costretto. Insomma un commento ci sta, siamo a 7 sezioni scrutinate su 41, al momento è in testa con 766 preferenze Campagnolo. È ancora troppo presto, aspettiamo di avere un dato un po' più consolidato, credo che c'è una corsa a 3 al momento. Insomma, il primo candidato sindaco che arriva qui in sala consigliare, insomma, c'è tanta emozione, c'è tanta tensione. Sì, quello di fatto sono venuto per vedere i dati perché poi non si riesce neanche, ma credo anche molti cittadini siano in attesa, si fa fatica a collegarsi sul sito, quindi andiamo direttamente a vederli qui in sala consigliare. Ci sono un sacco di persone che cercano naturalmente di avere gli aggiornamenti dal sito del comune, sappiamo che c'è qualche difficoltà, qui abbiamo gli aggiornamenti allo stato attuale, appunto vi dicevo 7 su 41, è troppo presto, ma insomma lei in che cosa confida Campagnolo? Aspettiamo. Ecco, lasciamo andare il candidato sindaco Roberto Campagnolo, come vi dicevo c'è grande tensione, non voleva rilasciare dichiarazioni, ma insomma è anche comprensibile. Dalla sala del Consiglio Comunale per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Allora il fatto che un politico come Roberto Campagnolo che insomma non si è mai tirato indietro, ha sempre trovato il modo di commentare o far polemica o argomentare qualsiasi notizia, qualsiasi fatto, dimostrando anche la sua tempra, se ne vada dopo 5 parole ci dà la misura della tensione che si sta vivendo a Bassano in queste ore. Possiamo assicurarvi che i telefoni della redazione, i nostri telefoni, quelli dei giornalisti sul campo, sono sommersi di informazioni, richieste di informazioni, dati sommari che si sommano, candidati, consiglieri che vengono a chiedere ma come va, ma da questo seggio. Vuol dire che c'è un'aspettativa immensa su Bassano. Prima di tornare a parlare delle europee, approfittiamo dell'onda emotiva di questa intervista a Morena Martini, chiediamo
che come vede questo passaggio, questo momento storico per Bassano? Beh, allora, anche a me verrebbe da dire aspettiamo gli ultimi dati, no? Perché succede sempre che il voto della periferia poi è diverso da quello del centro storico, insomma ci sono percezioni e sensibilità diverse, quindi capisco bene la risposta che ha dato Campagnolo. È una corsa a tre, molti se lo immaginavano. È chiaro che il mio cuore e il mio tifo va per la compagine di Finco e aspettiamo fiduciosi l'esito delle urne. Ci aveva detto in tempi non sospetti, ci avevano detto, poi insomma erano arrivate delle mezze conferme, che si era parlato anche del suo nome per questa corsa. Ci può raccontare adesso che è tutto finito, cos'è successo in quell'occasione? Allora sì, era stato fatto il mio nome per quanto riguarda la città di Bassano, però io ero appena stata eletta a Rossano Veneto con una riconferma clamorosa, con 1100 e rotte preferenze. E accettare di fare l'amministratore in un'altra città confinante non mi sembrava corretto nei confronti dei miei cittadini rossanesi. I rossanesi si aspettano di veder terminati i lavori, c'è stato un anno in cui abbiamo subito ogni genere di cose e quindi con i vertici del partito, insomma, la mia risposta è stata guardare l'interesse di chi mi aveva appena eletto, ecco. E poi nelle dinamiche anche di partito io rispetto il fatto che un bassanese magari abbia voluto essere candidato a fare il sindaco di Bassano, quindi ritenevo anche che Finco fosse la persona giusta, persona che ho sempre affiancato da quando è stata ufficializzata la sua candidatura. La mia corsa alle europee è un'altra cosa, sapevamo bene le percentuali, come ho detto prima, che avevamo, sapevamo bene che dovevo far fare una bella figura al partito e prenderne tanti per avere un credito sostanzioso, ma soprattutto mi serviva stare vicino a Nicola durante la sua campagna elettorale. Per questo spero che tra l'altro spero che lui vinca, ma tra l'altro lo dico anche adesso a bocce ferme, no? La campagna elettorale è finita. Dalla parte delle liste che hanno sostenuto Finco non ci sono stati attacchi, eppure avevamo mille cose da poter dire. È stata una campagna veramente corretta, nel rispetto di chi comunque lo aveva preceduto, e posso dire che gli unici attacchi alla sindaca Pavan sono venuti da me, che ho detto alcune cose ricordando quanto avevo vissuto quando ero sindaco io, mentre la stessa cosa, la stessa onestà non c'è stata da parte della Pavan nei confronti di Nicola. E questo lo trovo veramente ingrato, perché ricordiamo tutti come era nata la candidatura di Elena Pavan, no? E io penso che la gratitudine debba sempre venire prima dei propri interessi personali, cioè uno che si mette a disposizione della gente, di voi che ci state guardando, deve avere come partito le esigenze del proprio popolo, cioè le vostre esigenze, e poi deve avere la gratitudine di riconoscere da chi è stato aiutato. A questo punto, visto che abbiamo raccontato cosa è successo quando le avevano proposto di correre a sindaca, raccontiamo anche cosa è successo con questa frattura, visto che siamo qua, apriamo il libro delle doglianze, sempre che si possa parlarne, quello che si può dire, perché sì, sappiamo che ci sono dei risvolti, certo, poi che vanno anche sul personale, perché sappiamo bene che in questo caso la frattura è stata anche umana, certo, non solo politica. Quello che è successo a Bassano con l'allontanamento c'è stato anche un fattore umano, quindi cosa possiamo dire di quei giorni così convulsi che hanno portato a una frattura in un centrodestra che, come dicevamo con tutti gli ospiti che sono stati qui, avesse corso unito sarebbero già tutti, sì, lì con lo spumante, perché era già finita, insomma. Io posso raccontare relata refero, no? Racconto quello che mi è stato raccontato da persone assolutamente autorevoli. Sul discorso sindaco di Bassano, i due partiti Fratelli d'Italia e Lega, in questo caso parlo di loro,
si erano accordati a livello regionale su Rovigo e Bassano, quindi questa spartizione che può non piacere all'elettore, che però ha all'interno della politica delle logiche che vanno rispettate. La Lega non ha detto nulla sul candidato, sulla candidata che poi è stata scelta per Rovigo, invece per quanto riguarda la candidatura su Bassano, fino a poco tempo prima ho anche prove telefoniche, messaggi di persone che adesso sono in lista con la Pavan, che dicevano: con la Pavan mai, non la vogliamo più vedere, non si può sentire, guai, guai, guai. E invece Fratelli d'Italia ha detto: sì, va bene il sindaco Bassano della Lega, ma non deve essere Nicola Finco. Ma cioè, tu non puoi venire a comandare a casa mia, perché se il candidato è un candidato espressione della Lega, deve andare bene che ti do io, così come se tu mi fai il nome di un candidato per il tuo partito, io devo obbedire a quello che tu mi dici. Insomma, queste sono le regole elementari. Ecco che allora, di fronte a questo c'è stato uno scatto d'orgoglio, giustamente secondo me, da parte della Lega. Perché? Perché tutta la compagine che ha accompagnato Elena Pavan con non poche difficoltà fino alla fine del mandato aveva già detto ad Elena Pavan che non sarebbe stata sostenuta, cioè nelle riunioni che ci sono state nella sezione della Lega di Bassano, a lei era già stato detto che non era più gradita, non perché non fosse, tra virgolette, brava, ma perché non aveva assolto in modo efficiente il governo della città, e questo l'abbiamo visto, insomma, era sotto gli occhi di tutti. Lei non ha gradito, anche di fronte alla richiesta del proprio partito, anche a livelli superiori, non ha gradito il fatto di dover fare la seconda. E l'ho proprio detto: io non faccio la seconda a nessuno, e vistasi non candidata ha scelto di passare in Fratelli, cioè di fatto ha accettato la candidatura di Fratelli d'Italia. Questo dimostra anche un po' la coerenza, cioè, tu fai parte di un partito, anche a me la Lega ha detto: questa cosa qua non la puoi fare per questo motivo, io non ho insistito. E in tempi non sospetti, quando Elena Pavan aveva paura che io facessi il sindaco di Bassano, e lo possono dire anche amici sindaci che ci sono ancora, che sono stati anche confermati, io le dicevo sempre: guarda Elena, che non saremo né tu né io a decidere il prossimo sindaco di Bassano, perché i sindaci delle città importanti vengono decisi dai partiti in base al gradimento che hanno i cittadini di noi, quindi ecco, però insomma dopo ci sono i personalismi, ci sono cose che comunque fanno male, ma ha fatto male molto gli attacchi che questa formazione che sosteneva Elena Pavan ha fatto nei confronti dell'altra formazione. Allora adesso smettiamo di parlare d'altri, fra poco torniamo da Morena Martini, ma prima andiamo con Chiara Gaiani a Borgoricco, perché ci sono novità anche dall'Alta Padovana. Sì, buongiorno ai telespettatori, ci siamo spostati con Andrea Benetti a Borgoricco, vi presentiamo il nuovo sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, penso tra i più giovani sindaci della provincia perché ha 30 anni, però un'esperienza amministrativa già alle spalle. Congratulazioni intanto. Grazie mille, io sono contentissimo dello straordinario risultato che abbiamo ottenuto, sono orgoglioso di averlo conquistato con una squadra appassionata e molto molto unita. Siamo, insomma, come abbiamo detto in campagna elettorale, saremo già da domani mattina al lavoro per proseguire il mandato, insomma, iniziato 5 anni fa nel segno della continuità. Siamo consapevoli di avere già tanti cantieri avviati, quindi siamo pronti a metterci al lavoro già subito da domani mattina. Prego. No, volevo fare una menzione particolare al sindaco uscente Alberto Stefani, mio carissimo amico e punto di riferimento, che anche in questa occasione mi ha accompagnato candidandosi consigliere, è stato il consigliere comunale più votato, e quindi volevo ringraziarlo di cuore. Ecco, l'80%, 8 dei cittadini di Borgoricco che sono andati a votare su 10 l'hanno scelta, una grande responsabilità. È una grande responsabilità che sentiamo sulle spalle, ma non la sento solo io, perché la squadra è
composta da 12 persone, 12 candidati consiglieri più sottoscritto, quindi siamo una squadra bella, unita, e quindi siamo consapevoli che con le forze di tutti, insomma, riusciremo a portare a termine il programma amministrativo col quale ci siamo proposti ai nostri cittadini. Ecco, lei diceva prima che l'astensionismo comunque ha pesato anche a Borgorico, in una zona nel Veneto Bianco dove tutti andavano a votare, insomma non arriviamo al 60%, sindaco. Sì, poco sotto il 60%, l'affluenza è stata al 59%, 5 anni fa era 10 punti percentuali in più, non ci scoraggiamo, lo vediamo come un punto di riflessione per lavorare ancora di più e far sentire sempre più coinvolti i cittadini nel corso di questi 5 anni, auspicandoci quindi che nel 2029 riusciremo a portare almeno il 70% delle persone al voto. Ci sono stati giovani però che hanno votato, lo chiedo a lei vista insomma la sua età. Sì, i giovani sono venuti a votare, soprattutto grazie anche ad alcuni ragazzi della nostra lista. Avevamo un 19enne e un 20enne che hanno attratto i loro coetanei a votare, quindi anche i ragazzi, grazie mille per il lavoro che avete fatto, siete stati grandi, grazie. Ecco, lei ha detto, e poi chiudo con le mie domande e lascio lo studio, che da domani iniziate a lavorare. Qual è il primo progetto su cui lavorerete? Il primo progetto, ed è il primo punto del nostro programma elettorale, è il completamento di tutto quello che abbiamo già avviato. Nel corso di questi 5 anni c'è stati dei momenti di difficoltà, prima con la pandemia e poi con le guerre che hanno fatto aumentare i costi delle materie prime e anche i costi delle bollette. Quindi tutte le opere cantierate o che verranno appaltate nel giro di poco tempo meritano di essere portate a compimento, quindi partiremo intanto da tutto quello che è già stato avviato per poi partire subito al 100% anche con tutte le opere da progettare e poi cantierare. Ecco, Ferdinando, non so se hai domande. Chiara, più che domande portiamo al giovane sindaco i saluti e i complimenti di Morena Martini, che ci diceva appunto che rientra in questa dinamica di impegno per il partito, quello che ha fatto Stefani, anche lasciare spazio a un ragazzo più giovane, rientra tutto in un modo di fare politica che fa ben sperare per il futuro. Ecco, le portiamo i saluti di Morena Martini, che è in studio con Ferdinando Garavello. Dice che è nella logica insomma della Lega dare spazio anche a forze più giovani. Sì, intanto saluto Morena, le faccio i complimenti comunque per il risultato che ha ottenuto alle europee, insomma ho avuto il piacere anche di sostenerla, quindi brava Morena, e la ringrazio per i complimenti. Ecco, però a questo punto, visto che lei mi dà il là, io aggiungo una domanda: sulla Lega forse c'è da fare una riflessione. Allora guardi, noi qui a livello comunale, ci tengo a dire, eravamo una lista civica, siamo una lista civica, quindi le logiche di partito vengono in secondo piano. Dal punto di vista partitico, io lascio le riflessioni insomma a chi ha dei ruoli più importanti. Certo è che torneremo a parlare alle persone. Adesso domani il sindaco, l'uscente, sarà relatore di un provvedimento insomma nel tema dell'autonomia. Intanto portiamo a casa uno dei temi più importanti, che per i veneti è fondamentale, il tema dell'autonomia, e poi torneremo comunque a speriamo ad avere il voto e la fiducia da parte degli elettori. Ecco Ferdinando, noi Alberto Stefani speriamo di incontrarlo davvero tra poco, ci ha promesso che sarà con noi nel giro di 15 minuti, vediamo se ci riusciamo. E allora Chiara, è importantissimo avere il segretario regionale della Lega, una sua battuta su quello che è successo, una sua dichiarazione su questa situazione che insomma per la Lega è ombre e luci in questo momento, quindi torneremo quanto prima da voi, chiedeteci la linea subito, non appena arriverà Stefani. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, il giovane sindaco, torniamo da Morena Martini, abbiamo parlato di altri, parliamo di lei, parliamo insomma di come è andata, dei voti che ha raccolto anche a Rossano Veneto. Certo, a Rossano c'è stata una leggera flessione, tenendo conto delle percentuali, sono percentuali più basse rispetto a quelli che sono andati a votare l'anno scorso, però è comunque importante perché ho superato le 700 preferenze personali, quindi una leggera flessione. E io posso anche capire i rossanesi che magari in questo momento non mi hanno dato fiducia, perché stanno vedendo i lavori pubblici più importanti che sono un po' rallentati, addirittura l'asilo è fermo. Allora, un conto è avere la possibilità di spiegarlo da sindaco, no? Di avere la libertà di poter spiegare e dire le cose, un conto è da vice sindaco, quando comunque tu devi far presente al tuo superiore, no, quello che vuoi dire. Quindi forse come
come maggioranza abbiamo sbagliato a non rendere noti tutti i passaggi sia sulla piazza che sull'asilo alla cittadinanza. A me è servito anche come prova per capire che a Rossano comunque ho tantissime persone che continuano a volermi bene, a darmi fiducia, e le ringrazio una ad una. Ma posso assicurare quelle che in questo momento magari hanno pensato di votare per qualcun altro che mi impegnerò di più, anche per relazionarle magari anche casa per casa con un volantinaggio fatto appositamente sulla situazione dei lavori pubblici, perché seppur la piazza sembra ferma, io posso dire che in quest'anno che è sembrato di stasi abbiamo lavorato sottoterra per i sottoservizi, mettendo giù più di non so quanti chilometri di tubazioni. Sono lavori che non si vedono, ecco, però voglio rassicurare i miei concittadini che dopo questo anno, permettetemi, un po' sospeso, ritornerò la leonessa che hanno conosciuto nei 10 anni da sindaco. Prima di salutarla, 30 secondi per chiederle se questi 12.000 voti che ha raccolto, e sono, visti i risultati di altri candidati, un gran bel risultato, potranno servirle in futuro magari per un passaggio in un'altra sede più grande rispetto al comune di Rossano? Allora, non le nascondo, un po' di emozione, perché è stata una campagna elettorale in salita. Io mi sento di ringraziare prima di tutto voi di Rete Veneta, ma non è una piaggeria, voi di Rete Veneta che mi siete sempre stati vicino e mi avete dato la possibilità di parlare e di esprimere anche le mie idee in questi anni. E ringrazio i miei concittadini, tutti quelli che mi hanno votato, e sì, spero che il partito ne tenga conto per altre campagne elettorali, ma se non ne vorrà tenere conto, da donna di partito so cosa vuol dire fare un passo indietro. Con queste parole noi ringraziamo Morena Martini, ovviamente in bocca al lupo per tutto, grazie per essere stata con noi, grazie per aver condiviso anche quelle fasi dell'inizio di un processo, procedimento, chiamiamolo elettorale, mi costeranno, politico. Mi costeranno. Immaginiamo che le costeranno, ma sappiamo che Morena, schiena dritta, spalle larghe, l'abbiamo vista emozionata come poche volte ci è successo. 12.445 persone che scrivono il tuo nome. Sono cose che si vedono raramente. Una Morena Martini con gli occhi lucidi, Roberto Campagnolo che se ne va dopo una domanda, sindaci che è una tornata elettorale. È andata benissimo, Morena. Grazie. Complimenti, grazie buon ancora. lavoro, grazie, ciao a tutti, grazie ancora. Allora, dopo questa presa di posizione, avete visto Morena Martini, insomma i suoi 12.000 voti sono un viatico importantissimo per il futuro del vice sindaco di Rossano Veneto, che tiene molto al suo paese, ma questo lo si sapeva, ma che ha dimostrato di saper rispondere presente quando e dove il suo partito lo chiede. Adesso, prima di collegarci, perché sappiamo che cominciano ad arrivare novità importanti, vi facciamo vedere una grafica ufficiale definitiva. C'è il sindaco di Asiago, confermato Roberto Rigoni Stern con il 79,49% delle preferenze, 2.642 voti, vince su Maurizio Rossetto di Nuova Asiago. Era stata un po' una sorpresa l'arrivo di un concorrente a Rigoni Stern, finisce così la tornata elettorale di Asiago. Rigoni Stern, cercheremo di raggiungere il sindaco confermato di Asiago nei prossimi minuti, anzi abbiamo già chiesto alla nostra redazione di cercare di contattarlo, vista la distanza ovviamente, per un collegamento via Skype o eventualmente una telefonata per sentire le sue prime parole, perché insomma l'altopiano è un territorio molto molto importante. 5 dei 7 comuni andavano al voto, sappiamo già di Lusiana, confermata Antonella Corradin perché correva da sola e ha raggiunto il quorum, confermato
Arrigoni Stern, notizie frammentarie da Gallio, notizie che non abbiamo ancora avuto da Roana, ma ora verificheremo immediatamente. Ci resta da sapere che cosa succede a Foza. Poi insomma vi parleremo anche dell'altopiano, ma noi presentiamo il nostro ospite, Isabella Dotto, candidata alle europee per Forza Italia. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, andiamo subito nel vivo. La tornata delle europee è stata stranissima questa volta, ci si aspettava qualcosa di diverso e invece c'è stato questo exploit di Fratelli d'Italia, numeri davvero altissimi in alcuni comuni, 47-48% anche nella provincia di Vicenza. Un crollo della Lega, il PD regge e Forza Italia? Forza Italia sta crescendo in maniera significativa. Guardi, io ho fatto questa campagna elettorale girando dappertutto perché credo che soprattutto quando ci sono le preferenze, con la possibilità di farsi conoscere dalle persone, è bene andare incontro alla gente e saper ascoltarla, soprattutto in un momento storico come questo dove ho percepito personalmente tanta disaffezione dalla politica, ma soprattutto dai temi politici e anche dalle istituzioni. Questo è il momento in cui noi dobbiamo fare un lavoro immane, noi che abbiamo anche ruoli politici importanti, e cioè quello di farci carico di queste problematiche. Ne cito una delle tante che ho riscontrato in molti territori, ad esempio nelle aree montane. Io ho riscontrato tanti problemi sotto il profilo, ad esempio, della sanità, la mancanza di servizi su questo fronte, dal punto di vista anche del sociale, quindi questi sono temi importanti. Quando incontravo le persone, faccio qualche esempio, Asiago, Enego in particolare, Foggia, tanti lamentavano il fatto di avere disservizio, non dei servizi. E allora io credo che sia importante durante questa campagna elettorale non solo farsi carico delle questioni, ma cercare anche di trovare delle soluzioni, perché spesso noi, o meglio taluni, parlano attraverso slogan dicendo che ci sono i problemi, però a questi problemi bisogna anche dare delle ricette, delle soluzioni, ed è questo il mio intento. Da domani, se è conclusa questa campagna elettorale che ho fatto a 360 gradi, mi sono impegnata al massimo per contribuire a far crescere Forza Italia, e da domani si ritorna in quel luogo per farsi carico ancora una volta di quelle istanze dei cittadini. Vediamo vediamo se riusciamo a far vedere questa grafica che abbiamo. Abbiamo delle grafiche su Bassano, intanto magari le vediamo insieme alla nostra ospite. Allora, 32% Campagnolo, 23% Nicola Finco, 30% Elena Pavan, 7% Gianni Zen, 8% Roberto Marin. Questa è una situazione comunque piuttosto prematuro poterne parlare in modo dettagliato, perché leggiamo che le sezioni sono poche, però vi aspettavate un risultato come questo? Allora, guardi, io credo che in un momento come questo bisogna attendere in maniera prudente, dico io. È chiaro, noi come Forza Italia fin dall'inizio abbiamo cercato appunto di creare questo progetto che poi è stato creato, è stato realizzato, di un centro moderato, e puntando su che cosa? Sui temi, su quelli che sono appunto i problemi della città, che sono, ai noi, sono tanti, irrisolti, e puntando sulle persone. Perché abbiamo supportato Nicola Finco, abbiamo supportato la candidatura a sindaco Nicola Finco, perché riteniamo convintamente che Nicola Finco, grazie anche all'esperienza maturata in Regione Veneto e grazie anche a quelle che io definisco le precondizioni e requisiti per poter fare il sindaco, quella della serietà e dell'affidabilità. Questi sono i requisiti che ci chiedono i cittadini, quindi speriamo che possiamo vincere questa bella partita elettorale, perché la vincita di Nicola Finco e della squadra di Forza Italia, di tutta questa coalizione, secondo me è un modo per poter dare finalmente, io dico,
delle risposte concrete ai nostri cittadini di Bassano del Grappa. Torniamo a parlare delle europee, facciamo vedere tramite la regia questa grafica che ci mostra i voti raccolti da Forza Italia in questa tornata elettorale. Vediamo che lei è immediatamente alle spalle, dopo noi l'abbiamo qui, è immediatamente alle spalle di ovviamente Tajani come capolista, Tosi, e poi arriva subito lei. In provincia di Vicenza diciamo che è comunque un buon risultato, perché ha davanti il segretario regionale e il segretario nazionale, quindi è un ottimo risultato per lei questo. Sono soddisfatta sicuramente del mio risultato, perché so quanto impegno ci ho impiegato, però questi risultati ci arrivi se hai una squadra di persone che ti supportano, e io devo ringraziare questa squadra che io definisco di tosiani, che supportiamo appunto il nostro conduttore regionale Flavio Tosi, che ci ha trasmesso un grande insegnamento. Fare politica vuol dire andare in mezzo alla gente, non fare passerelle o vetrine, ma andare dalle persone, presentarsi, farsi conoscere, ed è quello che io ho fatto, ho seguito il suo insegnamento assieme a questa grande squadra. Quindi sono convinta che faremo tanto nel futuro, potremmo crescere sempre più e dare una proposta alternativa alla Regione Veneto. Allora, noi siamo quasi pronti a spostarci a San Zenone degli Ezzelini perché c'è un risultato ormai acquisito, ci dicono, con percentuali anche piuttosto importanti, ma aspettiamo l'ok dalla regia, altrimenti andiamo avanti con la nostra ospite. Vediamo che se si sta ancora discutendo, perché ci sono gli ultimi dettagli da sistemare. Allora, andiamo avanti con Forza Italia. Dicevamo, prima c'era qui Orio Mocellin, che ha partecipato alle comunali, e si è parlato di quello che può essere visto come uno spostamento al centro di Forza Italia, che magari in una coalizione spiccatamente di centrodestra poteva avere una freccia da una parte, invece adesso vi ponete come forza moderata di grande rilievo, perché oltre a Forza Italia non ci sono tantissime altre forze moderate di questo rilievo con questi risultati. Assolutamente sì, che poi è il disegno, la proposta di Tajani, perché Tajani l'ha detto fin dall'inizio: noi ci proponiamo come forza politica di rappresentare tutte quelle persone che non si sentono rappresentate dalle parti estreme del paese, no? Cioè moderate, liberali, quelle persone che ambiscono appunto a far parte di una famiglia come quella appunto dell'Europa, che è la PPE, detta comunemente PPE, che è il Partito Popolare Europeo, dove abbiamo tutte queste forze appunto centriste moderate che evidentemente contano, danno le carte, perché in Europa fa parte di questa grande famiglia, questo l'abbiamo detto, vuol dire poter essere determinanti nelle scelte future delle politiche europee. Noi passiamo dall'Europa, avete visto, saltiamo dal molto grande al molto piccolo, saltiamo dall'Europa a San Zenone degli Ezzelini, dove c'è collegato per noi Mirko Cavallin con il sindaco, confermato a questo punto. Sì, Ferdinando, non dire che San Zenone è piccola, al sindaco riconfermatelo. Intanto congratulazioni, intorno al 75%? Esatto, grazie mille, sì, intorno al 75%, davvero una bella percentuale, a conferma che i sanzenonesi insomma hanno riconosciuto quello che è stato il nostro lavoro di questi 5 anni e si augurano che possiamo continuare il nostro lavoro per i prossimi 5 anni e portare a termine tutte le opere che abbiamo iniziato e tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Un grazie davvero alla squadra che ci ha sostenuto e a tutti coloro che ci hanno votato. Ecco, avrete capito che non siamo in un luogo ordinario, o meglio, è un luogo ordinario perché è uno dei luoghi della campagna elettorale, uno dei tanti bar. Che campagna è stata? È stata una campagna sicuramente difficile, è stata anche segnata purtroppo dal discorso dell'alluvione, segnata ultimamente, proprio l'ultimo giorno purtroppo, dalla morte di Barbara Artuso, che ha toccato di Barbara Carron, scusate, che ha toccato tutta la comunità sanzenonese, e quindi davvero insomma è stata una campagna elettorale difficile. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto con il 75%, adesso stiamo tenendo gli ultimi dati e insomma adesso ci rimettiamo a lavorare.
Ripartendo da cosa tra le tante opere? Sappiamo che c'è la questione che è andata insomma tante volte al TAR di queste opere compensative delle pedemontane. Su questo cosa ci può dire? Beh, ho visto negli ultimi giorni di campagna elettorale la vicepresidente De Bertis si è fatta la foto con la minoranza, l'attuale minoranza che già era minoranza. E niente, se dobbiamo ricominciare il dialogo non so se ripartiremo da questo, sicuramente ripartiremo magari rivolgendoci direttamente al presidente Zaia. Invece per quanto riguarda le altre opere, quelle diciamo più normali ma che poi impegnano comunque tanto uffici, personale e risorse? Beh, abbiamo tantissime opere da portare avanti, ma parlo anche e soprattutto dei servizi che ci sono, specialmente nel sociale. In questo periodo abbiamo davvero tanto da fare. Abbiamo rimodernizzato, abbiamo davvero fatto un valore aggiunto a quelli che sono i nostri servizi come comune, come personale anche del comune, e credo che insomma con i cittadini potremo davvero lavorare per un futuro migliore per la nostra San Zenone. Allora, visto che ho introdotto la tradizione della domanda da studio, anche per te Ferdinando una domanda al sindaco Marin. Allora io al sindaco confermato chiederei, visto che insomma conosce bene questi argomenti, questo è un territorio che, e l'abbiamo chiesto anche agli altri sindaci, ma erano tutti della provincia di Vicenza, questo è un territorio che deve marciare unito in una sola direzione. Vi sentite parte di una pedemontana che deve andare tutta dalla stessa parte o ognuno per sé, liberi tutti? No, assolutamente sì, dobbiamo andare tutti dalla stessa parte, dobbiamo anche con l'IPA collaborare e portare progetti che siano anche innovativi e che diano un valore aggiunto al nostro territorio, per cui sicuramente ci sentiremo subito con tutti gli altri sindaci e collaboreremo dall'inizio. Allora, tutta la gente che qui alle mie spalle è silenziosa ma solo per motivi di diretta, credo che adesso non possono festeggiare. Evviva! A te la linea, a più tardi, tra poco da Mussolente. Con questa bella immagine di festa, insomma, passiamo i complimenti al sindaco confermato e abbiamo altri ospiti in studio, ma li conosciamo fra poco. Adesso facciamo un breve break pubblicitario. State con noi perché torniamo fra poco.